Questo invece è completamente nuovo, il Joyride è sul mercato, credo, i miei agenti più vecchi me lo possono confermare. Dov'è Paolo? Dal 2000? Dal 2001. Un veicolo è sul mercato dal 2001. Istantaneamente questo veicolo è diventato il cavallo di battaglia della SIM, perché c'aveva una pedana piatta e uno spazio sottosella che ci mettevi la famiglia. Questo è stato il grosso successo nel momento in cui quella tipologia di prodotto era il top di gamma di tanti concorrenti del Joyride. Il Joyride ha tenuto per 6-7 anni con un buon posizionamento sul mercato, però con l'arrivo delle nuove linee, del nuovo design, questo prodotto comincia a battere la fiacca. Quindi è nata la necessità di rifare completamente questo veicolo dal punto di vista estetico. La motorizzazione lateralistica sostanzialmente rimane la stessa. Quindi abbiamo rifatto completamente il look a questo mezzo. È diventato un modello che tra l'altro con le linee va a ricoprire il family feeling che troviamo sul Joymax. Quindi si va a accoppiare alla famiglia di design che stiamo utilizzando sul Cedicom, sul Joymax, quindi va a completare la famiglia. Rispetto all'altro, a parte le linee, l'estetica decisamente più moderna che ha, rispetto all'altro, al vecchio Joymax che va da ruota anteriore da 12, abbiamo messo una ruota anteriore da 13 pollici e mantiene, cosa credo unica in questa tipologia di prodotto, il freno a disco anteriore perimetrale. È una cosa che il mercato non ci paga, indubbiamente, ma è una caratteristica di questo veicolo che abbiamo deciso di tenere ed è un impreziosimento. Il motore è il solito, il nostro 172 4 valvole della raffreddata a liquido, ormai ha raggiunto un grado di infallibilità, diciamo. È un motore molto testato, quindi non gli chiediamo di più di quello che ci dà, però è un motore che ormai ha una storia dietro le spalle decisamente positiva, quindi l'affidabilità di questo mezzo è la solita. Lo abbiamo totalmente rinnovato. Questo è disponibile il 200 dalla metà dal 20 di questo mese, mentre il 125 l'abbiamo posizionato sul mercato già dalla fine di febbraio. Giusto? Inizio marzo, fine febbraio. Quindi è già comunque presso i concessionari. Ovviamente su tutta la gamma, ahimè, il bianco oggi è quello che ci vuole. Gli stiamo dando il bianco, come si dice quando sono le pulizie di Pasqua. Tutta la nostra gamma oggi porta il colore bianco nelle varie tonalità, perché oggi questo è quello che la gente chiede, quindi ci siamo adattati. Se vogliamo l'HD bianco noi l'abbiamo proposto 2 anni fa, quindi abbiamo aggiunto su tutta la nostra gamma il colore bianco, perché quest'anno sembra che stia veramente partendo, l'anno scorso ha fatto un pochino più di fatica. Quindi questo è quello che esattamente che vi ho detto, cioè la sella. Ovviamente un altro vantaggio del Joyride che mi era sfuggito è quello di avere una sella molto bassa, quindi comunque fruibile da tutti gli utenti, ed è stato un altro grosso plus di questo tipo di veicolo che ha dato il successo al precedente Joyride, che gli ha permesso di stare sul mercato per circa 7 anni. Quindi questo è un degno successore del vecchio Joyride e migliorato in tante cose.